6.000 le domande settimanali di accesso agli ammortizzatori sociali che arrivano negli uffici dell'Inps Veneto con una data su tutte, fine mese 30 aprile, giornata entro la quale dovranno essere presentate le richieste agli interventi di contrasto alla povertà, ovvero al reddito di emergenza. Primi 7 giorni scarsi, dal 7 al 14 aprile, in cui si poteva fare domanda, in Veneto sono già state presentate oltre 5.000 domande, in particolare 5.225, ma ovviamente mano a mano che ci avvicineremo alla scadenza il dato aumenterà notevolmente. Gli importi mensili sono compresi a seconda delle situazioni tra un minimo di 400 euro e un massimo di circa 840 euro. Cifre che aumentano quando come single o nucleo familiare si debba far fronte anche al pagamento del canone di locazione. C'è un surplus dedicato al supporto anche al finanziamento dell'affitto di casa e quindi gli importi lievitano ulteriormente. Nel 2020 nella nostra regione si è registrato un altissimo numero di richieste di accesso al reddito di emergenza. In Veneto ha fatto registrare 50.422 domande, quindi comunque una cifra abbastanza significativa. Indicativo anche il numero delle famiglie che sono ricorse al bonus babysitting. Abbiamo ricevuto 2.517 domande di bonus babysitting, ma è ancora presto per fare, come dire, una somma, perché c'è tempo sostanzialmente fino al 30 settembre. Quindi la possibilità dei genitori di richiedere il congedo Covid. In pratica, per qualsiasi motivo il figlio sta a casa in relazione al Covid, adesso viene meno la DAD perché la scuola ha ripreso, ma rimangono le altre 2 causali: la quarantena, magari c'è un contagio in classe e quindi viene disposto, come dire, di fatto la didattica a distanza specifica, oppure è positivo e quindi necessita di assistenza. Il congedo Covid è un congedo speciale ed è indennizzato al 50%. Il tradizionale congedo parentale è indennizzato al 30% della retribuzione.